Ne ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie Andrea, grazie alla nostra Radio Libertà. Noi siamo l'associazione gruppo di volontari al servizio dei cittadini e serviamo chi si rivolge a noi per avere informazioni o a trovare delle opportunità che non riesce a fare perché magari è senza la struttura e senza la conoscenza, eccetera. Noi abbiamo con noi dei volontari che sono professionisti, ci sono, come dico sempre, ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, medici, avvocati, ragionieri, abbiamo dei patronati, dei CAF, eccetera, e nella nostra associazione fanno parte anche gruppi di disabili autistici e anche di disabili senza limiti, che voi ormai conoscete perché sono anche conosciuti a livello nazionale. Con noi poi ci sono anche dei club come Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Motorivei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto e Registro Italiano Veicoli Storici, quindi una cosa abbastanza grande, cose serie, e siamo a None, via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16, così chi vuole venire viene a noi in via Volvera 3, ci telefona prima perché dobbiamo essere a conoscenza della presenza in modo che i nostri rappresentanti, i nostri esperti siano presenti in ufficio, e sono il 328 07 15 232 e mandare magari via mail la richiesta oppure le informazioni, che la nostra nuova mail, la nostra email è ufrapportisociali@libero.it. Quindi o chiamate il 328 07 15 232 o mandate l'email ufrapportisociali@libero.it. Spiegate il vostro problema, la vostra necessità, e noi vi daremo tutte le informazioni e tutti gli aiuti utili per risolvere i problemi. Detto ciò, vorrei ricordare per chi ascolta la nostra radio, perché poi lo dirò al nostro architetto che è il braccio destro, quello che gestisce tutto, che la gente ci chiama già in settimana. Potete chiamare attualmente lo 02 92 94 7222 per la radio, oppure mandare dei messaggi se il telefono è occupato per dire se avete bisogno di chiedere qualcosa al 340 67 09 659. Lì mandate dei messaggi, lo 0292 se è libero potete parlare direttamente e poi inviare a noi come discussione nostra base riguardo al codice della strada per quanto riguarda la mobilità, la circolazione e la sicurezza, e qui poi inizieremo con Arturo proprio quello che è successo l'altro giorno per quanto riguarda anche la temperatura e quello che succede nelle città, come è successo a Torino. Detto questo, ringrazio Arturo che gli rompo sempre le palle tutti i sabati, anche mi dà una mano perché io da solo non ce la farei, a parte l'età e a parte la mia poca conoscenza. Quindi Arturo, intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito, e oggi sarà un po' più lunga perché siamo insieme, tutte insieme un'ora, e ci sono parecchi temi, e volevo iniziare poi, dopo che ci hai salutato, della cosa che è successa a Torino, come quando ha piovuto e nevicato, grandinato, per dirti un po' cosa stanno dicendo qui gli assessori e sentire poi voi, perché tu come responsabile della cittadina di Moncalieri, che non è una cittadina, dopo Torino viene Moncalieri, quindi mi saprai dare delle spiegazioni a me e ai cittadini. Intanto benvenuto Arturo e grazie per aver accettato l'invito. Ciao Arturo. Sì, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia.
Sì, buona giornata a tutti. Introduci pure gli argomenti da approfondire questa settimana, perché come al solito tu sei sempre sul pezzo, quindi tu ti informi tutti i giorni, fai tutte le rassegne stampa, non solo quelle nazionali ma quelle locali, e scovi le notizie che magari i media non dicono, e per cui per avere queste notizie o si rivolgono a Luigi oppure bisogna perdere tempo sui siti di informazione, sui giornali locali. Vai pure Luigi. Sì, sì, no, Arturo, te lo dicevo perché sai che venerdì, l'altro giorno qui c'è stato il diluvio, diciamo, no? Però cosa è capitato? Che in merito alle numerose segnalazioni, anche perché noi con questa radio, ringraziamo questa radio perché dà l'opportunità di parlare di cose attualissime, cioè cose che succedono magari domani pomeriggio o che sono successe ieri sera. Capita spesso con altre. Quindi qui dice segnalazioni di danni, è stato chiesto alla regione, ecco perché tu sei quello che puoi dare risposte perché sei un responsabile anche politico, che fa da tramite con il governo se siano previsti dei ristori, delle forme di risarcimento, ovvero sia perché a Torino quando piove si allagano così tanto le strade. Domande, Arturo, domande. No, non è una domanda inopportuna, perché in realtà ultimamente il fenomeno è sempre più frequente e non è legato alla pulizia delle caditoie. Il problema infatti sarebbe legato alla rete idrica nella quale devono confluire le acque piovane. Tu sai di cosa poi andiamo a parlare. A spiegare la faccenda è stato l'assessore di Torino Francesco Tresso. Quindi la rete di drenaggio della città è stata dimensionata e realizzata una sessantina di anni fa, quando i parametri che si utilizzavano erano completamente diversi, perché con l'effetto dei cambiamenti climatici i fenomeni piovosi sono sempre più estremi, tendono a essere più ravvicinati nel tempo e di notevolissima intensità. Con SMAT stiamo lavorando per adeguare i tratti più critici. La zona di Corso Moncaglieri, per esempio, è stata oggetto di allagamento e in quella zona le caditoie erano state pulite all'ora di pranzo, ma il trasporto del fogliame ha otturato nuovamente quei punti in poche decine di minuti. Qui poi spiegheremo. C'è anche il tema legato ai danni, perché in merito alle numerose segnalazioni di danni è stato chiesto alla regione, che fa da tramite con il governo, tu poi dirai se è possibile o meno, avere previsti dei ristori, delle forme di risarcimento, perché anche la città ha avuto parecchi danni in termini di arredi, impianti semaforici e illuminazioni. Ci sembra opportuno fare una richiesta vista l'entità dei danni. Chiediamo ai cittadini di segnalarci in occasioni come queste tutte le situazioni di criticità chiamando il 112, però questo vale anche per quanto riguarda i danni avuti, perché anche per quanto riguarda la sponda del comune di Moncaglieri, visto che facciamo confini, anche lì ci sono stati dei grossi danni. Che dici riguardo a questa notizia? La regione potrà rispondere o no? Perché tutte le macchine che erano per strada, con quella grandine che c'è stata, lo sai meglio di me, tutte macchine che vanno riparate. Come si comporteranno i cittadini? Ti avviso che quando vieni in ufficio, che rientrerai da questo periodo che sei fuori, hai già la gente che ti aspetta, Arturo. Grazie, vai Arturo. Sì, allora abbiamo questi fenomeni, affrontano tre tipi di argomenti. Il primo è quello sul cambiamento climatico. Poi questo cambiamento climatico, che sia causato dall'uomo o meno, è ancora da stabilire. Alcuni scienziati sostengono una tesi, altre un'altra. Qualcuno ne fa una causa ideologica e quindi adesso tutto quello che succede è colpa nostra, che giriamo ancora con la vecchia punto di 20 anni a gasolio, no? Per cui il problema ideologico lasciamolo fare, ma andiamo a vedere le cause. Una la ricordavi tu. La rete, allora Torino ha due reti di smaltimento, le acque bianche e le acque nere, no? Quelle nere del collettore e quelle che è stato fatto recentemente, e
recentemente viene ampliato, e l'altra delle acque bianche. Ma allora, in questo argomento ci sono due ordini di problemi. Uno, le acque nere, e sappiamo benissimo, noi paghiamo lo smaltimento in base all'acqua che consumiamo, per cui dietro c'è un calcolo economico, e per cui una parte di della bolletta dell'acqua che paghiamo viene destinata allo smaltimento. In questo smaltimento ci sono anche una piccola quota di ammortamento delle opere eseguite. Per le acque bianche invece no, perché le acque bianche non vengono conteggiate, per cui diciamo che lo smaltimento è gratuito per quello che in qualche modo viene tralasciato, perché non è di gestione delle società che collegano e che portano l'acqua ai nostri rubinetti. E il primo argomento è questo: perché sono ferme al 67 la dimensione. Poi c'è un problema urbanistico. Dal 67 a oggi Torino ha avuto uno sviluppo urbanistico enorme, e tuttora si sta ancora impermeabilizzando del terreno. Guardiamo i centri commerciali che si costruiscono con i vari parcheggi, i nuovi quartieri in cui il terreno permeabile è sempre di meno, per cui, non avendo il terreno impermeabile, l'acqua che piove sull'asfalto o su un tetto viene convogliata immediatamente nella rete di smaltimento, e quindi causa quelle che sono le bombe d'acqua. Avessimo una realtà dove il terreno permeabile, il terreno agricolo, le aree verdi fossero in misura superiore, è chiaro che la permeabilità assorbirebbe parte delle acque piovane e rallenterebbe il flusso delle altre verso i canali, i torrenti e i fossi di smaltimento. Però è stata fatta una scelta urbanistica di sviluppo delle città, perché non riguarda solo Torino, non considerando appunto questi fattori. Quindi l'errore è anche quello urbanistico di non lasciare delle aree permeabili all'acqua, per cui tutta l'acqua che piove va a finire in fognatura e pochissima viene assorbita dal terreno, e questo causa un po' l'intasamento delle fognature. Il terzo problema è proprio quello che ricordavi tu, no? Che la regione in qualche modo è quella che dovrebbe fare un piano urbanistico regionale, no? Il piano territoriale regionale, e in qualche modo stabilire quelle che sono le condizioni. Però il piano territoriale regionale deve essere poi ripreso dai piani provinciali e a loro volta dei piani regolatori comunali. Ricordiamoci che alcuni comuni, tipo Moncalieri che ricordavi tu, ha piani regolatori che sono vecchi di 30 anni, per cui la concezione dello sviluppo della città e delle infrastrutture, e tra l'altro anche del clima, era quella di 30 anni fa. Quindi l'inerzia delle amministrazioni, soprattutto di sinistra, che vogliono cristallizzare lo stato dell'arte per le aree fabbricabili, quindi lasciarle come erano 30 anni fa, no? Non portare una riduzione di aree da edificare, per cui c'è questa responsabilità degli enti locali che a loro volta in un caso come questo non fanno altro che dichiarare lo stato di calamità, pensando che tutto dipenda dal cielo e che non sia nulla imputabile a loro, mentre alle amministrazioni comunali ci sono tante cose da imputare per cercare di prevenire gli effetti del cambiamento climatico, di questo cambiamento climatico, che non è solo quello di far circolare le auto elettriche, quindi le auto dei ricchi nei centri storici, no? Perché il loro obiettivo è quello, per loro il cambiamento climatico è solo quello. Non si parla di altri interventi strutturali, perché sugli altri interventi strutturali è chiaro gira un diverso tipo di economia, per cui chi è interessato alla messa in sicurezza del territorio non fa lobby come chi vende monopattini, chi vende macchine elettriche e tutto l'indotto
che conosciamo bene. Poi c'è l'ultima considerazione. Gli eventi calamitosi come quelli verificatisi in questi giorni, per chi ha una macchina ancora giovane, recente, le assicurazioni danno la garanzia sulla grandine, quindi la gran parte delle autovetture è coperta dai danni della grandine. Chi non è coperto sono le auto che hanno una certa età e che le assicurazioni non danno più una garanzia sulla grandine, per cui anche questo è fatto per penalizzare sempre di più le auto di una certa età e non le auto nuove vengono coperte, no? Mentre le auto di una certa età rimangono scoperte. Anche questo non si capisce perché, se io una macchina di 10 anni non sono coperto dalla garanzia contro la grandine, se una macchina di 5 anni, sì, quindi, però questo è il gioco del mercato delle assicurazioni. Tutte le authority a garanzia, a tutela dei consumatori, della libera concorrenza, sono zitte su questo tema. I burocrati dei ministeri che in qualche modo legittimano questi comportamenti non hanno nulla da dire su questi comportamenti, per cui il cittadino di fronte a queste emergenze subisce sulle sue spalle tutti gli errori fatti dalle amministrazioni locali, fatte dalle scelte strategiche politiche sulla mobilità, sulle infrastrutture, subisce sulle proprie spalle il costo del fatto di avere un'auto datata che non può circolare, ma che se viene colpita dalla grandine nessuno gliela indennizza, dall'aumento dei costi per la mobilità. In questo momento la benzina si sta abbassando, ma recentemente abbiamo avuto a Torino un aumento dei costi di parcheggio e dei trasporti urbani, per cui tutto quanto cala sulle spalle dei poveri automobilisti che si trovano a dover subire tutti gli errori fatti dagli enti superiori, per cui occorrerebbe una presa di coscienza non solo dei cittadini che ce l'hanno già perché gli si tocca il portafoglio, ma anche delle amministrazioni locali e della classe politica in generale, e che su questi temi non interviene, forse anche perché i media più famosi non dicono nulla, è un tema che non interessa e che però interessa le tasche dei cittadini, no Luigi? Quindi quando tu ti trovi che hai un'auto... Arturo, visto che siamo in diretta, quindi interrompiamo senza essere mancanza di rispetto, ma si parlava di auto vecchie, dici, no? Perché se erano state colpite dalla grandine le assicurazioni non glielo riconoscono. Ma noi che siamo responsabili di auto storiche, lo sai, no? Ne abbiamo, ho detto, le nostre 5-6 associazioni aggregate a noi, ma noi abbiamo avuto questo, ti ricordi, fino alle auto dopo i 30 anni, perché sono quelle anziane, no? 30 anni, allora, perché le agevolazioni siano valide, le auto devono essere state costituite più di 30 anni fa e non devono essere adibite ad uso professionale. Se è il caso del tuo veicolo, devi sapere che in tutte le regioni italiane non paghi il bollo auto. Al suo posto devi però corrispondere una tassa di circolazione. La spiegazione la devi fare, Arturo, la differenza tra bollo auto e tassa di circolazione, perché noi a Torino, la sai, abbiamo avuto anche lo sconto, siamo riusciti a scontarlo del 10%, non è molto, però quando eravamo noi in regione ce l'abbiamo fatta. Quindi l'importo di quest'ultimo è notevolmente più basso rispetto a quanto si paga di solito per il bollo auto. Quindi per gli autoveicoli è pari infatti a 25,82 euro, mentre i motoveicoli pagano 10,33 euro. Quindi mi raccomando, sono cose
di legge, non che le diciamo noi per far passare il tempo e farci prendere in giro, ridere e scherzare. Poi ci sono gli esenti dal pagamento del bollo. Alcuni automobilisti possono godere di esenzione completa, quella che dicevi tu, vale per i primi 5 anni dall'immatricolazione per le automobili elettriche, 5 anni per chi compra una macchina elettrica e 3 anni per le auto ibride, poi tu spiegherai. Inoltre è prevista l'esenzione per chi possiede un'auto con più di 30 anni, quella che abbiamo detto prima. Possono godere di esenzione tutti coloro che sono invalidi e possono beneficiare della legge 104. Per loro, a seguito di specifica richiesta, è prevista l'esenzione totale dal pagamento. In alcuni casi occorre anche procedere adeguando la vettura al trasporto del disabile. Ecco perché noi abbiamo le nostre 2 associazioni di disabili che sono con noi, perché sanno che facciamo le cose bene, serie, competenti e valide. Poi in quali casi, qui interessa alla discussione che hai tenuto sabato scorso, non si deve pagare la multa autovelox, poi tu lo spiegherai perché io leggo e basta, non sono all'altezza. Quando ci si trova di fronte a una multa per eccesso di velocità, può essere una buona idea pensare a contestarla se ci sono delle irregolarità nel modo in cui è stata fatta. Per esempio, se il dispositivo non è stato usato nel modo giusto o non sono state rispettate certe regole, la multa potrebbe non essere valida, però poi andiamo a vedere come fare. Ci sono diverse ragioni per cui si potrebbe voler contestare una multa autovelox. Ad esempio, potrebbe essere arrivata dopo più di 90 giorni dall'infrazione e bisogna vedere se uno si ricorda il giorno nel quale ha commesso l'infrazione, cosa che non dovrebbe succedere. Oppure il cartello che avvisa dell'autovelox potrebbe essere stato posizionato troppo lontano, diamo noi le misure alla quale dovrebbe essere avvicinato, per i conducenti. I dettagli devono essere riportati sul verbale, dico bene, altrimenti la multa può essere considerata irregolare. Ho fatto 2 o 3 cose in più, Arturo, ma puoi dare tu delle risposte prima della prima pausa, perché nella seconda ti dovrai divertire, perché parliamo della partenza di Torino centro a Moncalieri per quanto riguarda le biciclette. Che ne dici di queste 3 cose, Arturo? Sì, sono le cose che sono oggetto delle nostre discussioni da anni, no? L'esenzione del bollo è una battaglia che hai fatto tu quando eri in regione per le auto tra i 20 e i 30 anni e come gruppo siete riusciti a ottenere appunto una riduzione del bollo. La differenza tra bollo non è il bollo quello che paghiamo noi, ma la tassa di proprietà, e si chiama tassa di proprietà, e per il fatto di possedere un'automobile, mentre il bollo era nato solo ed esclusivamente se uno utilizzava l'autovettura, quindi sfruttava le strade, le infrastrutture. Aveva questo senso, questa ratio il bollo, cioè tu pagavi perché usavi la macchina, se non la usavi non pagavi, mentre adesso, proprio perché questo Stato considera l'automobile la gallina dalle uova d'oro, la famosa gallina, considera la tassa, ha imposto la tassa di circolazione, quindi tu anche se per anni non usi l'autovettura sei costretto a pagare per il fatto di avere il possesso di un'autovettura, un po' come la tassa sulla televisione, no? Uno se ha la televisione non guarda i canali Rai, deve lo stesso pagare il canone e quindi è stato un artificio per avere più introiti fiscali sempre solo dall'autovettura. Noi da tanti anni ribadiamo il concetto che si dovrebbe trasformare la tassa di proprietà in un incremento minimo sulla benzina e sul gasolio, in modo che chi più usa l'automobile più paga
chi non la usa non paga, e quindi si eviterebbe tutta la burocrazia per pagare il bollo, si eviterebbe il controllo, le sanzioni, il sistema sanzionatorio, ma questo è anche conseguente alla riforma federale che non è mai stata fatta. Si pensava di dare alle regioni il contributo sul bollo delle assicurazioni come gettito fiscale, in cambio di delegare alcune funzioni. Questo non è stato fatto, non è stato compiuto, è rimasta una competenza delle regioni, tant'è che in qualche regione applica un regime fiscale, ad esempio sulla tassa di proprietà nei confronti di altre, per cui c'è una giungla anche in questo settore e le regioni fanno cassa su questa roba qui. Se gli si togliesse la tassa di circolazione bisognerebbe compensare questo mancato introito con un altro gettito fiscale da stabilire, per cui è un cane che si morde la coda. Se venisse applicato quel principio che diciamo noi di aumentare leggermente la benzina e compensare in questo modo il bollo auto, le regioni si vedrebbero mancare un gettito. Detto questo, sugli altri temi, quello dell'autovelox, io vedo tante trasmissioni in televisione tra politici, sindaci e cittadini dove manca un interlocutore che è quello che difende gli automobilisti, no? Per cui fanno vedere i cittadini arrabbiati, qualcuno, soprattutto mi viene in mente il sindaco di Como che difende la legittimità delle sanzioni, senza contare che appunto gli enti locali su una strada dai 90 all'ora mettono per 100 metri il limite dei 50 ingiustificato, non c'è nessun organo che controlla, piazzano un autovelox e quindi fanno cassa, e i casi più eclatanti li abbiamo avuti, no? E non c'è nessun organo che difenda i cittadini, nessun authority che difenda i cittadini, gli automobilisti da queste vessazioni. E in queste trasmissioni io sento molte inesattezze, no? È chiaro che la contestazione dell'infrazione avviene dopo 90 giorni, ma quello che tu dicevi del cartello, no? Tu dopo 90 giorni come fai a ricordarti se il cartello era alla distanza giusta? E nessuno mai scende dalla macchina a misurare la distanza del cartello. Non dovrebbe essere un onere del cittadino, ma dovrebbe essere qualcuno che è autorizzato al controllo e che fa le pulci a chi mette gli autovelox, le pulci quando si piazzano con l'autovelox, proprio alla polizia municipale, alle forze di polizia. La sinistra ce l'ha tanto con le forze di polizia nelle manifestazioni, tant'è che vuol far mettere i cartellini con i nomi e cognomi, le telecamere alla polizia per tutelare chi scende in piazza, a volte per devastare anche il territorio, e non pensa a una tutela per gli automobilisti che invece vengono rapinati con delle infrazioni che non sono infrazioni che incidono sulla sicurezza, perché l'abbiamo visto in molti casi, ma servono solo per fare cassa, no Luigi? Dai lo spazio per la prima parte, perché ci sentiamo dopo. Grazie, a voi studio, grazie. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te Luigi. Sì, grazie Andrea. Arturo, nella prima parte che abbiamo parlato, sai che io ho fatto la domanda perché per rimborsare i danni ai cittadini che la Regione potrebbe intervenire. Ti leggo adesso cosa fa la Regione per quanto riguarda la scatola nera. Che cos'è la scatola nera? Dicono che serve per evitare, diciamo, lo smog, eccetera. Allora, c'è lo sconto, la Regione ha stanziato 1 milione di euro, quindi anche lì
non è per tutti, per chi arriva prima. Allora, attenzione, la leggo perché Arturo è duro e serve molto ai cittadini. Allora, in totale nel triennio che porterà dal 2020 al 2027, cioè 25, 26, 27, è previsto un investimento di 3 milioni di euro. Allora, va avanti con MOVIL, la scatola nera montata a bordo delle automobili che permette di ridurre lo smog, poi tu spiegherai. È stato infatti prorogato il servizio fino al 30 settembre 2025. Ecco perché ringraziamo questa radio che ci consente nel mese di agosto di parlare, noi lo facciamo perché siamo così, siamo destinati e piace farlo per aiutare chi ci ascolta. E i piemontesi che installeranno dal 1 agosto le black box, scegliendo come territorio di adesione il Piemonte, non sosterranno il costo di installazione o fornitura che sarà a carico della Regione Piemonte fino a esaurimento delle risorse stanziate per l'annualità di riferimento. Tu le spiegherai perché questo non va bene, perché o lo fai per tutti o lo fai per nessuno, visto che la macchina, qualunque macchina prende la multa se sgarra. Le risorse stanziate per quest'anno appunto ammontano 1 milione di euro. Come funziona questo Moving? Ogni veicolo che aderisce su base volontaria al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull'intero territorio dei comuni che hanno aderito al progetto. Poi spiegherai quali sono. Eccezione fatta nelle giornate in cui vigono le limitazioni emergenziali che possono scattare dal 15 settembre al 15 di aprile. I chilometri saranno rilevati su tutti i tipi di strade del territorio comunale tutti i giorni dell'anno, quindi festivi compresi, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo dei chilometri assegnati, il veicolo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni fino al termine dell'anno di adesione al servizio. Per controllare i chilometri residui si può scaricare un'app oppure collegarsi al sito web, spiegherai. Il costo del servizio, Arturo, sono 50 euro massimi per il primo anno di adesione, 30 per l'installazione della black box e 20 per la fornitura del servizio annuale. Poi 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale. Per ciascuno degli anni successivi è possibile consultare i comuni piemontesi, tu dirai come vanno lì a Moncaglieri, che aderiscono al progetto sul sito della Regione Piemonte. Cosa mi dici di questa notizia, Arturo? Come la vedi? È in vigore da qualche anno, è la solita trappola per l'automobilista. Allora, l'automobilista viene incentivato a sottoporsi a un grande fratello, no? C'è da dire, i vantaggi sono quelli che ricordavi tu, che dal 15 settembre al 15 aprile, se hai anche una macchina vecchia, diciamo così tra virgolette, puoi circolare in alcune zone, perché questo non ti consente di circolare in altre zone, no? Nelle ZTL non ti consente. E con questo sistema tu hai a disposizione una serie di chilometri ogni anno. Ma cosa fa la regione? Non è che se tu il primo anno hai un tot di chilometri e tu non li consumi tutti, questi ti vengono ribaltati l'anno dopo. No, te li detrae. Ad esempio un Euro 4 diesel il primo anno 8.000 chilometri, il secondo anno solo 7.000, perché è stato deciso così. Inoltre queste scatolette fanno sì che tu ti vengano conteggiati anche i chilometri che tu compi d'estate, no? O negli orari in cui non vige il divieto per gli Euro 4, Euro 3 o Euro 2. Quindi tutti i chilometri che tu fai con quell'autovettura ti vengono conteggiati all'interno del Piemonte. È ovvio che se vai in Lombardia o in Veneto questo non ti viene conteggiato. Se tu passi sulla tangenziale, sulle autostrade che con un veicolo senza questa macchinetta
potrebbero farlo, contano i chilometri anche in questo percorso, per cui capite che i tuoi 7.000 chilometri per un Euro 4 messi tutto l'anno vuol dire pochi chilometri al mese, per cui non è questo vantaggio che viene proposto nei termini che dici tu, no? Non è vantaggioso, anzi, con questa roba qua ti possono controllare, perché poi siamo sempre il paese dove si mettono le norme draconiane e poi non c'è nessuno che controlla. Io vorrei sapere quanti controlli sono stati fatti su una autovettura che ha questo sistema di move-in. Nessuno, perché se noi chiediamo alla regione non hanno mai fatto un controllo, no? Da una che non c'ha il move-in, quante infrazioni vengono contestate. Togli un po' Torino che ferma gli Euro 4, poi apriamo un altro argomento sul grande fratello degli Euro 4, che ogni tanto nei periodi di punta mette giù le pattuglie della polizia municipale e fa i controlli sul libretto, non sull'effettivo inquinamento, no? Che tu provochi. Per cui ti controlla solo il libretto, Euro 4, no? Anche se tu hai la macchina perfettamente in ordine, ti dà una sanzione di 120, come se tu fossi passato col rosso, no? Allora, togli Torino, in tutto il resto degli altri comuni non vedi mai una pattuglia che fermi gli automobilisti per controllare questi euro. Però l'ideaccia qual è? La solita idea. Mettiamo le telecamere per la sicurezza. Allora, noi mettiamo sul territorio le telecamere per garantire la sicurezza ai cittadini e con i dispositivi che possono leggere le targhe, e noi leggiamo le targhe se tu hai il bollo, l'assicurazione e che euro sei, no? Se sei euro 1, 2, 3 o 4, e senza fare nulla, no? Ti arriva la sanzione a casa. Per cui noi verremo controllati dal grande fratello e in più verremo controllati da questo move-in, no? Che in qualche modo ti condiziona la mobilità. Detto questo, potrebbe essere una filosofia corretta, però si fa sempre, si vogliono raggiungere gli obiettivi senza mai mettere una lira. Quanto stanzia la regione Piemonte per incentivare a comprare macchine più ecologiche i cittadini? Zero. No? Tu se monti un impianto a GPL che contributo hai? Zero. Se tu hai la macchina a metano, e abbiamo visto i problemi delle macchine a metano, anzi sei stato penalizzato con l'aumento del prezzo del carburante, che faceva in modo che le auto a metano, perfino la Volkswagen che le produceva a metano ha smesso di produrle e quelle che aveva le ha date via a poco prezzo, no? Per cui questi i nostri amministratori fanno sempre filosofia con i soldi delle tasche dei cittadini, no? Per cui io non ti faccio entrare nel centro storico, ad esempio la ZTL che verrà messa a Moncaglieri, nelle ore di chiusura chi potrà circolare in questa zona? Solo chi ha la macchina elettrica. E chi è che ha la macchina elettrica e può permettersi la macchina elettrica al giorno d'oggi? Punto di domanda. Quindi anche queste amministrazioni che vogliono difendere i cittadini, vogliono difendere gli ultimi, vogliono difendere i poveri, chi non ce la fa, cosa fanno? Però privilegiano sempre solo i ricchi, no? Chi può permettersi di comprarsi la macchina elettrica. Chi ha la macchina elettrica può entrare nelle ZTL, può entrare dappertutto, no? Perché? Perché ha fatto un investimento non indifferente. Ma tutto questo, come dicevo prima, senza mai mettere una lira, no? Cioè si fanno sempre tutte queste politiche, sempre, senza considerare che i cittadini non vivono in un momento di sviluppo economico e di agiatezza economica. Stesso ragionamento, lo affronteremo magari nelle prossime puntate, con gli incidenti che sono avvenuti sui monopattini elettrici. Noi a Torino abbiamo avuto due casi molto gravi dei monopattini elettrici e
consentendo appunto di circolare a dei mezzi che in barba alla sicurezza, lo dimostrano i fatti che non sono sicuri. Però noi adesso penalizziamo il motorino, il cinquantino perché inquina, però premiamo chi si compra la bici elettrica da 10.000 euro, che ha le stesse prestazioni di un motorino, però è chiaro, costa 10.000 euro, puoi andare nelle piste ciclabili, non paghi bollo, non paghi assicurazione e quant'altro, però tu non dai la possibilità a chi è un vecchio cinquantino di dargli un contributo perché rottami il cinquantino, un contributo che non sia ridicolo, per comprarsi la bici elettrica e poter fare anche lui il fantastico, il fenomeno con la bici elettrica che arrampica su in collina. Noi vediamo le nostre strade di collina, non le allargano, soprattutto a Moncalieri, sono strade, non tagliano l'erba dai cigli stradali, quindi il sedime della strada si restringe e quindi gli autoveicoli non fanno la manutenzione delle strade, perché ad esempio a Moncalieri è andata a vedere strada San Michele, che è una delle vie principali, è piena di buche, quindi non asfaltano, non tagliano i cigli, però gli automobilisti sono costretti a stare dietro ai fenomeni che vanno in bicicletta con la bici da 10.000 euro su in salita senza fare nessuna fatica. Quindi anche qua ci sarebbe da ripensare un po' il sistema della mobilità e della premiabilità per chi in qualche modo non vuole inquinare, vuole essere in qualche modo sensibile all'ambiente. Bisogna mettere soldi, no? È un po' il ragionamento dell'Europa con le case green, con le macchine verdi, che si fanno queste filosofie senza pensare che la gente non arriva a fine mese, no? Quindi come puoi pensare che la gente investa 40-50 mila euro per trasformare la casa green, come puoi pensare di chiudere le zone all'Euro 4 quando la gente non ha i soldi per comprarsi una macchina nuova, no? Fa già fatica arrivare a questo, no? E tu la penalizzi. Allora, questi sono ovviamente i principi degli ambientalisti e della sinistra che amministra le nostre città e che è diventata insensibile ai problemi quotidiani della gente, no? E poi la gente che ha questi problemi a chi si rivolge? Non si rivolge certo ai sindacati, no? Si rivolge a noi, si rivolge a Luigi, che purtroppo è a volte inascoltato sia dagli amministratori, a volte dai politici a cui ogni tanto ci rivolgiamo, ma che hanno priorità su cui rivolgono priorità per altri temi che non quelli della mobilità, di tutti i problemi della mobilità che abbiamo noi sul nostro territorio, no Luigi? Però Arturo, la gente è venuta questa settimana proprio perché hai toccato un tema che vabbè, sono venuti a chiedermi, devi spiegarlo, però spiegalo tu perché io non glielo so dire. Sai che adesso è stato introdotto nei semafori il blu? Allora, attenzione, perché se non rispetti i 5 secondi rischi sanzioni pesantissime. Quindi già col bianco, rosso e verde, giallo, lì, rosso e verde andava così, adesso c'è anche due. Allora, spiegaglielo poi tu bene. Allora, il semaforo è uno dei segnali luminosi che il codice della strada utilizza per dare indicazioni specifiche agli automobilisti. In genere si sono posti in prossimità di incroci particolarmente pericolosi, dicono, e servono a far definire il traffico in assoluta sicurezza. Tu guarda cosa sta succedendo qui a Torino, Moncalieri e nei comuni dintorni con questi lavori che stanno facendo. Allora, 3 luci di colori diversi che in alcuni casi indicano con delle frecce la direzione che in quella corsia automobilista può seguire, mentre la luce verde lascia via libera alle automobili ed eventualmente anche ai pedoni per passare. La luce rossa indica il bisogno di fermarsi. Quando invece ad essere accesa la luce arancione, allora occorre liberare velocemente l'incrocio e fin qui non ci piove. In alcuni casi i semafori vedono la presenza di una telecamera che sanziona l'automobilista che non segue le indicazioni delle luci, ma esattamente come con la revisione del codice della strada sono cambiate
moltissime regole, anche le normative per quello che riguarda il semaforo si stanno per cambiare. Ecco perché ti dico che vengono da noi, perché sanno che noi gli diamo le informazioni come è giusto che siano, non per sentito dire. Allora, quello a cui ora siamo sempre abituati cambierà velocemente e si dovrà imparare quella che è una nuova normativa al riguardo. Quindi il nuovo colore in cui fare i conti, 3 blu, in te di un grigio, perché utilizzare il verde, se si può scegliere il blu per mandare in confusione gli automobilisti, si vocifera che in futuro il blu potrebbe entrare a far parte dei nostri nuovi semafori. Esso potrebbe essere più efficace nella regolazione del traffico. Lo dico a te perché tu circoli tutti i giorni, quindi non so se tra il verde e il blu poi come ti trovi. Solo 5 secondi di arancione per regolare il traffico e per evitare che gli automobilisti passino oltre quello che è il tempo massimo che si ha per transitare, e il blu al posto del verde. Non è la prima volta che viene proposto un cambiamento radicale per avere una migliore gestione del traffico. Quindi qui dice perché il blu è meglio. Dice in Giappone, ecco le notizie, già utilizzano il blu al posto del verde per regolare il traffico. Sembra che questo colore sarebbe migliore per l'intelligenza artificiale, Arturo, che sta entrando di diritto nell'automobilismo mondiale. I semafori del futuro sono destinati ad essere più intelligenti proprio come le automobili. Allora, questo nuovo colore sarebbe più facile da riconoscere e per questo darebbe anche maggiore sicurezza in strada. Le modifiche potrebbero arrivare ben presto. Di questa notizia io l'ho dovuta dare a Arturo perché è il nostro compito avvertire chi ci ascolta di quello che gli aspetta. Anche perché se già in Giappone c'è già, qui come la vedi tu invece del verde e il blu? Fa anche rima, Arturo, vai. Sì, in Giappone non hanno dei burocrati come i nostri, è un paese che funziona e la burocrazia. Questa è la solita fantasiosa idea di qualche burocrate che tenta di modificare lo stato delle cose. Cioè noi dovremmo guardare i paesi che confinano con noi, non andare a vedere in Giappone dove c'è un'altra mentalità, un'altra cultura e altri problemi. Da noi la burocrazia e la classe dirigente si è sempre opposta a mettere i timer sui semafori. Dove ci sono i semafori che rilevano le infrazioni in vista red, dovrebbe essere per legge messo un timer che segna i secondi del verde, i secondi del giallo, i secondi del rosso, in maniera che gli automobilisti si possano regolare. Se gli automobilisti in questo caso si possono regolare, non commettono più tante infrazioni, quindi meno risorse che entrano e quindi meno soldi che arrivano alle amministrazioni locali e a questi burocrati. Immaginiamoci rifare tutto il codice della strada per queste fantasie, no? Da far capire a milioni di automobilisti che hanno preso la patente 20, 30, 40, 50 anni fa e renderlo di uso comune. Oramai il codice della strada e le norme sono oramai entrate nel modo di pensare comune. Stravolgerle vuol dire mettere in difficoltà milioni di automobilisti, no? Che devono andarsi di nuovo a rileggere. E lo sappiamo, lo vediamo noi allo stato dell'arte, facciamo le revisioni dell'automobile, le revisioni della patente solo per fare soldi, perché poi in effetti lo sappiamo tutti come vengono fatte le revisioni, come vengono rinnovate le patenti, no? E siamo il paese di Pulcinella, delle norme draconiane, poi nessuno le fa osservare. Si fanno osservare le norme quando fanno cassa immediata. Lo ricordavi tu, in questo mondo dove c'è l'intelligenza artificiale e che quindi in grado in pochi secondi tramite una telecamera di sapere tutta la tua vita, la vita della tua macchina, dove abiti, come sei, perché 90 giorni per la notifica, quando ne basterebbero 10 con tutti i sistemi informatici. L'intelligenza artificiale, purtroppo in Italia noi abbiamo una burocrazia
che a volte con dei funzionari dove basterebbe l'intelligenza di un macchinino da caffè o di un tostapane, no? Come artificiale. E in un sistema di questo genere, quando abbiamo che siamo a conoscenza di tutti gli indirizzi di posta certificata di chi ce l'ha, dei cittadini, abbiamo ancora il termine che usavano i Borboni di 90 giorni, prima l'avevano portato a 120 perché non erano più in grado, poi hanno visto che 6 mesi forse era un po' un'offesa all'intelligenza, quindi 90 giorni, che poi 90 giorni per alcuni comuni come quelli di Torino, i 90 giorni vengono dati quando loro lo portano alla posta, no? Quindi nessuna tutela al cittadino anche sulle norme che prevedono i 90 giorni, per cui immaginiamoci una tecnologia così avanzata di fronte a una burocrazia ancora medievale come abbiamo noi, con la notifica nei 90 giorni dove tu devi aspettare il postino che ti metta l'avviso, poi non puoi andare il giorno dopo a ritirarla, no? Devi andare 2 giorni dopo, ma devi telefonare. Cioè, viviamo in una parte del paese, quella che ci amministra nel Medioevo, e si chiede ai cittadini di essere tecnologicamente evoluti, no? Solo però il cittadino deve evolversi con lo SPID, con tutte queste nuove diavolerie, mentre la burocrazia, la notifica è ancora fatta per posta, dove non esistono più a momenti neanche i francobolli. Io ho provato in qualche tabacchino a chiedere, perché mi interessavano dei francobolli da collezione che avevo saputo che venivano emessi. Alcuni tabacchini non hanno più i francobolli, bisogna andare alla posta per prendere i francobolli, per cui allora bisognerebbe mettersi d'accordo con l'intelligenza, o rimodifichiamo tutto il codice della strada mettendo dei vincoli alle amministrazioni che non possono fare quello, quell'altro, soprattutto ai funzionari in tema di notifiche, in tema di controllo con le telecamere, perché non ti fanno sottoscrivere nessuna liberatoria sulla privacy, perché l'amministrazione deve sapere che io con la mia macchina transito in una zona dove posso transitare, ma che mi controllino se io ho la macchina Euro 4 e mi sanzionano perché quel giorno sono passato di lì con la macchina Euro 4. Cioè, capite che anche un'autority sulla privacy che viene ben retribuita su queste cose dovrebbe intervenire. Purtroppo noi siamo il paese dove i cittadini, gli automobilisti non hanno nessun diritto e solo dei doveri. Noi ci battiamo per questo, no Luigi? I nostri uffici sono a disposizione perché facciamo i Don Chisciotte contro i mulini a vento, però noi ci proviamo. Speriamo di sensibilizzare i nostri politici. Siamo in chiusura, mi raccomando. Io saluto, buona domenica agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi, a sabato prossimo. Buona giornata. Sì. Ciao, grazie. Anch'io ringrazio a nome dell'Ufficio Rapporti Sociali della Radio Libertà, che consente appunto al nostro Ufficio Rapporti Sociali, che si trova a None, in via Volvera 3, quindi Ufficio Rapporti Sociali a None, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 direttamente nell'ufficio, e poi tramite il telefono 328 07 15 232 vi daremo anche tutte le indicazioni con il personale a voi richiesto per risolvere i vostri problemi. Quindi None, via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì dalle 14 alle 16. Ringraziamo come a nome di tutti i miei collaboratori la nostra Radio Libertà, e a risentirci a sabato prossimo alle ore 11, e poi parleremo anche di altri avvenimenti che ci saranno sempre in Piemonte o in Italia per quanto riguarda sia le auto che le moto storiche. Grazie, ringrazio ancora il nostro regista Andrea, grandissimo, e un abbraccio a tutti e arrivederci e risentirci a sabato prossimo. Buona giornata, grazie.